Luoghi naturali, progetto di ripopolamento per le anguille, una specie a rischio per l'inquinamento e c'è una ricerca dell'Università di Cagliari. Francesco Riccardi. Sono una presenza familiare nelle cene natalizie e nelle ricette di molte zone della Sardegna e anche per questo, oltre che per l'inquinamento e i cambiamenti climatici, le anguille sono oramai a rischio estinzione. Buona ragione per mandare avanti il progetto di ripopolamento della regione con 4.000 esemplari tracciati con un microchip e liberati nella foce del Rio Primaera, all'Ozzorai e nel tratto montano del Rio Ulassai. Oltre a favorire la sopravvivenza della specie, va studiato il complesso ciclo di riproduzione. Le criticità sono tante, da quando attraversa l'Atlantico e il Mediterraneo per arrivare a riprodursi e poi tornare nei fiumi, ma soprattutto nei nostri fiumi dove il bracconaggio e l'attività di pesca, che non sportiva non è, con attrezzi chimici e elettrici, va a distruggere non solo i riproduttori e le anguille di una certa dimensione, ma soprattutto i giovanili, andando a rendere inutili tutte quelle che sono le linee di protezione per la protezione appunto della specie. Pescate a marzo nella foce del Pramaera, quando erano ancora allo stadio giovanile di cieca e lunghe soltanto 6 centimetri, le anguille sono state poi stabulate in un impianto nell'Oristanese. In 8 mesi hanno raggiunto la lunghezza massima di 30 centimetri. Le 2000 rilasciate nel Rio Ulassai non incontreranno altri esemplari selvatici, presenti invece all'Ozzorai. I ricercatori dell'Università di Cagliari cercano di capire come si riadattano questi animali con il trasferimento dall'allevamento alla natura. Raccoglieranno dati anche sull'accrescimento, le migrazioni e i tassi di mortalità.